20:10, buonasera, ben ritrovati come sempre, l'attualità servita a questo tavolo, l'avevamo annunciato, oggi ci sarebbe stato e c'è il segretario del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Luigi Bisato, lo salutiamo e ringraziamo il sindaco, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi e ai telespettatori. Cosa scriviamo nel sottopancia? Tutto a posto, no? Cioè segretario PD Veneto, giusto? Al momento direi che la dicitura è corretta. Vabbè, no, del domani non è mai certezza. Ma non... Una gran citazione. Allora, abbiamo seguito tutti l'intervista di Matteo Renzi, letto, visto quello che è successo, raccontato la giornata di oggi. Dobbiamo dire che dei rappresentanti, adesso facciamo il gioco del chi c'è, chi non c'è, le figurine eccetera eccetera, Alessandro Zan, onorevole di Padova, ha chiarito poi in giornata con un post, molti amministratori nella giornata di ieri, alcuni li avevamo intervistati ma non sono neanche eletti, insomma comunque a Venezia soprattutto hanno scelto di andare con Renzi, Andrea Ferrazzi, il senatore Ferrazzi, tra i più vicini conferma a Renzi, che rimane esatto, il Partito Democratico. Ha confermato che rimane il Partito Democratico, ma io allo stato attuale penso che dei 10 eletti in Parlamento potrebbe prefigurarsi l'uscita, adesso in queste ore magari potrebbe succedere ancora un po' di tutto, ma dell'onorevole Sara Moretto. Per il resto io ho conferme che il gruppo rimane compatto sul posizionamento di rimanere nel Partito Democratico. Cioè dei 10 eletti del Veneto, 9 resterebbero. Sì. E il Consiglio regionale, abbiamo detto ieri, seguendo anche il Consiglio regionale, tutti resterebbero invece restano nel Partito Democratico. Che cosa è successo? Ecco, infatti è un po' questa la domanda che dalla base sale. Stavamo interiorizzando la partenza di un governo, tra l'altro con il ruolo di dominus svolto da Matteo Renzi, cioè il governo 5 Stelle PD è partito perché a un certo punto c'è stata questa forte accelerazione da parte di Renzi. Io mi sarei aspettato che si mettessero tutte le energie per far correre il più possibile il governo, per renderlo produttivo, cioè per rendere evidente ai cittadini che un cambio di impronta produce effetti nella vita quotidiana dei cittadini. Io ho l'impressione che i non addetti ai lavori, poco ci capiscono gli addetti ai lavori quello che sta succedendo in queste ore, l'opinione pubblica in generale sia in una fase di stordimento totale e che rischiamo di ingrossare le fila di chi non vuole andare a votare, di chi non ha più un punto di riferimento. Ecco, questo io quindi dico che... Allora sì, è ovviamente una lettura. Nel breve diciamo sta che succedendo questo. Da un'estate che ci ha un po' preparati alle cose strane. Sì, no? Se uno avesse detto un mese fa che sarebbero successe queste 2 o 3 cose nella politica nazionale italiana, e tutti ricordiamo il papete, l'ombrellone, datemi pieni poteri, poi siamo totalmente in 3 racconti più avanti. Ecco, bookmaker avrebbero fatto soldi. Allora, il discorso è questo però, cioè sul tavolo in questo momento. Potranno non capirlo, poi abbiamo visto i sondaggi, potrebbe essere Italia Viva di Matteo Renzi tra il 3 e il 5%, dopo che i sondaggi sono quello che sono, in questo momento lui dice sono circa 40, 25 alla Camera, 15 al Senato, poi magari cresceranno, è vero anche che alcuni che sono notoriamente suoi fedelissimi restano invece nel Partito Democratico, quindi anche questa è una cosa un po' da considerare, come l'imprenditore e il suo fedelissimo, dicevamo, Marcucci, il capogruppo. Allora, alla fin fine lo fa per comandare lui, cioè è molto semplice, basta. Cioè oggi diventa il terzo azionista del governo, torna, irrompe nella scena politica nazionale come uno di fatto sarà l'alter ego di Matteo Salvini. Allora, al di là dei ruoli, certamente per l'opinione pubblica era in ogni caso uno dei leader politici più significativi. In questa maniera si ritaglia un ruolo nella gestione del potere di questo periodo. Le nomine, la scelta del capo dello Stato. La scelta del capo dello Stato è un po' più in là nel tempo e quindi prefigura che questo governo duri. Certo. Lui lo dice, questo è rassicurante perché altrimenti anche per la nostra, soprattutto per la nostra parte politica, se dovesse essere
come dire, una durata talmente temporanea da prefigurare qualche mese di durata del governo, sarebbe un boomerang che ci torna indietro come ad alzo zero all'altezza del bacino, quindi assolutamente da non mettere in campo, ma anche proprio per il bene del Paese. Qua non c'è di mezzo solo lo sterilizzare l'IVA che non è più dentro il racconto e bisogna trovare 23 miliardi, bisogna trovarli nella finanziaria che si fa fra qualche settimana, ma viva Dio troveremo anche qualche risorsa per fare il taglio del cuneo fiscale, che significa mettere 2 soldini in più nelle tasche dei cittadini, che facciano ripartire il mercato interno, gli acquisti, l'economia, il commercio. Cioè facciamo ripartire le imprese, diamo stimoli alle imprese in modo che produca economia che eventualmente poi va ridistribuita per non far lasciare indietro nessuno. Ma lasciando a parte questo ragionamento qua, io entro proprio, se mi è permesso da segretario del partito a livello regionale, è importante che quello che è successo in queste ore dica ai vertici anche nazionali del partito che se il Partito Democratico ha ancora un orizzonte temporale è perché nel recinto ideale col quale si è costituito trovano piena legittimità tutte le aree politiche che hanno formato il Partito Democratico, storiche, di appartenenza, quindi la socialdemocrazia, la liberaldemocrazia, i cattolici impegnati in politica. Questo passaggio stretto lo si vedrà nelle prossime settimane e mesi. Sì, però, segretario, io lo ascolto, però quello che abbiamo visto nei giornali anche oggi, cioè i franceschiniani, Martina, chi è vicino a Prodi, cioè alla fine tutte le anime che dice lei... Anime non correnti, cioè che hanno una sensibilità questa è una bella nel paese, che è una roba diversa. Ecco, ma si declinavano nel litigio continuo, i panni lavati in pubblico invece che in casa. L'idea che le persone hanno è questa, cioè di un partito per bande. Renzi dice, io lì alla fine non sono mai stato accettato, sono stato segretario, è stato premier, insomma, non è che è stato proprio l'ultimo, però... Lì era una cosa forse diversa, non mi hanno mai accettato, ci ho anche sofferto, poi ascolta Bandiera Rossa, l'arrivo di Zingaretti alla festa, sì. Anche a lei dà un po'... No, nel senso, un conto è cantare Bella Ciao, un altro conto è Bandiera Rossa, ma con tutto rispetto, quello è un pezzo della tradizione che confluisce nel Partito Democratico, un partito riformista che guarda il futuro e che non guarda sempre con la testa rivolta al passato, che tiene conto delle idealità che ci portano lì, ma che vuole migliorare il mondo da un punto di vista ambientale, che non sia solo dei no, ma che sia un sì, che vuole far produrre di più per ridistribuire ricchezza. Cioè, il punto è un po' questo. Allora, e io mi sento a pieno diritto dentro il... Certo, lei si sente a pieno diritto dentro il PD, questo è importante, perché poi volevo arrivare a questo, insomma, ha scelto la cravatta azzurra oggi, insomma. Facciamo pandan con le... No, ironizzo perché lei era un renziano, è sempre stato un renziano, no? Sì, io non ho mai disconosciuto anche... Tradizione cattolica. Tradizione cattolica, di impegno cioè, nella comunità. Io la immagino più simile, più vicino a un Matteo Renzi, che se ne va, dicendo magari anche per fare chiarezza, piuttosto che dentro al PD, che adesso torna a cantare Bandiera Rossa, ma vabbè, questi sono poi dettagli, però è stato uno spunto anche quello. Io prima forse in maniera politichese, se così vuole essere letto, ho cercato però di dire questo: se il Partito Democratico, e deve dimostrarlo plasticamente, termini che io uso spesso, lo deve dimostrare in maniera netta nelle prossime settimane, al massimo mesi. Se questa continua a essere la casa di tutti i riformisti, quindi anche dei cattolici impegnati in politica, dei liberal-democratici, della socialdemocrazia avanzata, bene, è la casa di tutti. Se invece la piega è diversa, allora non riguarda me, riguarda un pezzo di società. Ha sentito Zingaretti nelle ultime ore? No, in questo momento non l'ho ancora sentito. Non deve dare il resoconto, diciamo, come siamo, con le figurine. Nelle prossime ore penso che ci sarà la convocazione della direzione, della segreteria nazionale, di tutti gli organi. Allora, è vero che il Partito Democratico è un partito che ormai ha la storia, è strutturato, che viene da una tradizione, lo sappiamo benissimo, molto lunga. E quindi... non è solo Matteo Renzi, però Matteo Renzi se lo ricorda in questo territorio quanto aveva convinto
Sì. Il Veneto, gli imprenditori. Sì, sì. Ho ben presente quel risultato, guarda caso, di 5 anni fa, e questo anche per i libri di storia ci deve dire che in 5 anni è cambiato il mondo, sembrava un'altra era geologica con l'arrivo, la ventata innovatrice dei sovranisti, e poi basta un mese e ti ricambia tutto. Adesso per l'opinione pubblica non è del tutto cambiato il cliché, però è un elemento nuovo di cui tener conto, perché è vero che c'è una parte di società che aveva guardato al referendum costituzionale che avrebbe cambiato significativamente l'Italia, a una persona che empaticamente arrivava a parlare a grossa parte dell'opinione pubblica. Va fatta una riflessione anche al nostro interno. Io penso che sia il momento in cui bisogna tenere la barra dritta e sapere che c'è anche la responsabilità dell'impegno, però. Quanto ci ha pensato lei? Io ci sto pensando giorno, ora. Io dico se lasciare il PD e seguire Renzi o meno. Non è la questione di lasciare, cioè se c'è un progetto politico che tiene conto della mia sensibilità, del mio stare in società, del mio impegnarmi pubblicamente e continua a chiamarsi Partito Democratico, non ci sarà l'evocare chissà quale personaggio leader che possa distogliermi dal mio impegno. Se però non c'è più lo spazio per fare un pezzo di percorso, allora si comincia a pensarci. Ma non è, allo stato dell'arte, non lo prefiguro minimamente. Il Partito Democratico è la scelta di un pezzo di vita, Certo. per me e per tantissimi altri. La estremizzo, la banalizzo. Sembra quasi se resto segretario. No, cioè, ma non è mai stata una questione. Cioè, guardi, io faccio il segretario da 2 anni e qualcosa. A un certo punto ero impegnato in ambito partito, ma ero molto più impegnato in ambito amministrativo. Come sindaco, certo. Sto cercando di portare a termine quel percorso di amministratore locale di una piccola realtà che però è dentro un sistema un po' più ampio che quello della città metropolitana, anche se non codificata, di Padova, quindi, con le problematiche, con gli approcci, con il cercare di fare politica responsabilmente per raggiungere obiettivi. Quello è un taglio che mi sento adeguato, Allora, poi si vedrà. Allora, segretario, ci rivediamo tra un minuto, c'è la pubblicità adesso, continuiamo a parlare di questo cambio, di questo nuovo mondo che continua a cambiare da quest'estate, di fatto, tant'è che abbiamo iniziato anche prima la stagione delle nostre trasmissioni, a parte 20 e 10 che non abbiamo mai sospeso, seguendo passo dopo passo quanto è accaduto anche sul fronte nazionale. Poi vorrei tornare al Veneto, perché Renzi lo ha interpretato o si è innamorato a questa regione, una parte, per un periodo di lui, e quindi è un dato che secondo me dovrete poi valutare. Ci vediamo tra poco. (20:10), torniamo con il segretario del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Bisato. Quindi io torno su quel punto lì. Da adesso, quando ci daranno un po' di tregua su tutte queste novità sul fronte nazionale, comincia di fatto la campagna elettorale verso la regione del 2020, quindi la guida di questa regione, chiaramente tra gli sfidanti è Luca Zaia. Pare di sì, adesso. E insomma, qua pare che le evidenze siano quelle, vadano in quella direzione. È sempre predicato di diventare leader nazionale al posto di Salvini, quindi poi se diciamo anche questo so che si arrabbia, però insomma di fatto è uno dei ragionamenti che si fa. Il problema è che e torniamo a quello che io dicevo prima, cioè Matteo Renzi aveva affascinato questa regione. Oggi non sappiamo se lo farebbe di nuovo, se avrebbe questa capacità, no? O meno, però il Partito Democratico è rimasto sempre indietro. Un pensiero su questo lo dovete fare, cioè Renzi magari allo stesso tempo ha deluso perché poi non ha realizzato, o ha realizzato in parte, noi del PD siamo sempre indietro. Che profilo state pensando? Beh, diciamo innanzitutto che anche in queste ore Matteo Renzi non si sfila dal centro-sinistra,
Cioè, questo mi pare ovvio, no? Quindi siamo... Però diventa centro, dai. Diventa centro, però forse arriva qualcuno di Forza Italia. Verso il centro. Lui aveva interpretato quel sentire profondo veneto dell'intrapresa, del tagliare la burocrazia, però anche, io penso, e parlo in particolare per l'imprenditoria, quella più vivace, quella anche meno strutturata, che serva una direzione in questa regione, mi scuso il gioco di parole, che se devo fare il quadruplicamento della linea ferroviaria Padova-Vicenza-Verona va fatto, e che non è contro l'ambiente, è per l'ambiente, che se devo mettere assieme le 20.000 istituzioni che si occupano di trasporto pubblico locale, quando in altre regioni tu con un biglietto prendi il treno, il tram, la tranvia, sicuro. Cioè su quello la regione che è plenipotenziaria e che da 25 anni tutto poteva, perché c'è stata l'era Galan e adesso c'è stata l'era Zaia per 10 anni interi con una maggioranza schiacciante in questi 5 anni. È stata fatta ad esempio la riforma della sanità che ha contratto il numero delle ULS e può anche star bene, eravamo d'accordo anche noi, ma che sta progressivamente tagliando quella seconda S del socio-sanitario, che vuol dire che l'aspettativa di vita aumenta, aumentano le malattie degenerative e tu quando hai finito il periodo acuto in ospedale ti trovi in mezzo a una strada, perché stanno tagliando il territorio, perché se devi andare in una casa di riposo non hanno adeguato la compartecipazione regionale da 15 anni, non hanno aumentato le impegnative di cura. Allora, ho fatto questa precisa domanda a Luca Zaia settimana scorsa a questo tavolo, cioè noi abbiamo la legge dell'Ater che arriva in Regione Veneto, giustissima, ma per ultima, no? Però si è fatta. Si è fatta male, se mi è permesso. Si è fatta, ma si è fatta male. Perché l'evidenza sta uscendo in questi giorni e ore. Giustamente, allora arrivano, no? Gli adeguamenti, eccetera, entro settembre, tutte le risposte, dopodiché si va a fare i correttivi. Questo almeno è stato detto, ma c'è un limite, c'è un tetto, non è più una casa ereditaria. Il tetto siamo d'accordo, l'ISA l'abbiamo inventato noi, esatto. quindi ci mancherebbe che non avevamo sulle case di riposo c'è. Lo ha confermato Zaia qui settimana scorsa. Sono 15 anni che devono fare la riforma delle case di riposo. Cosa la facciamo adesso che poi dicono che ci attaccano perché la facciamo sotto elezioni e questo no, viva Dio, no, metterla così, no, questi potevano tutto, sono passati 5 anni, dovevano solo mettere un po' di milioni di euro su quella partita lì, e siccome invece fa più comodo dire che non si sono mai aumentate le tasse per i contribuenti veneti, io penso che se spieghiamo le cose bene, piuttosto che avere una tassa occulta per cui quasi tutti, visto che l'aspettativa di vita è aumentata, abbiamo qualche familiare, qualche parente di primo, secondo, terzo grado che ha, per fortuna perché vive un po' di più, certo, ma per sfortuna perché ha qualche malattia, che deve andare in casa di riposo, cioè la rincorsa a trovare il posto, si pagano 1.800 euro al mese di retta, se ti va bene, e se trovi il posto. Allora là servono milioncini di euro per far girare meglio il sistema e soprattutto per renderlo efficace per il pubblico. Segretario, con un'estrema abilità, diciamo, dai te è passato ai temi. Ritorniamo alla prima fase, la ringrazio per l'abilità, ho imparato qualcosa in questi anni. Allora, poi c'è anche l'autonomia, su questo poi ci arriviamo. Però io quello che le chiedevo è il profilo. Il profilo. Cioè voi sapete che il candidato sarà Luca Zaia. Allora qua è una partita estremamente difficile. Noi pensavamo potesse essere Achille Variati, no? Abbiamo detto fate attenzione perché Achille Variati o chi diventa oggi ministro o sottosegretario di questo governo potrebbe avere la visibilità giusta per costruire la propria candidatura alle regionali del 2020. Però è anche vero che se dura questo governo magari uno ha più attenzione. Vabbè, però che profilo è? Primarie, non primarie, insieme al Movimento 5 Stelle, da soli? Che cosa sarà? Ne cominciamo a discutere proficuamente ed estesamente, non abbiamo mai lasciato il tema, però ci entriamo dentro dalle prossime ore, dalla settimana prossima, internamente e poi allargandoci alla società civile. Dia una sua sensibilità. Io lo schema che ho in mente, non l'ho mai disatteso, lo dico,
è lo schema che ci permette in alcune realtà amministrative anche significative, Tipo leggasi Padova, certo. leggasi Rovigo, Di allargare. leggasi Belluno, di allargare tenendo insieme l'aspetto sociale, non lasciare indietro nessuno, quindi uno sguardo anche più a sinistra di noi, e però la centralità del tema dell'impresa, del produrre, che quindi deve tener conto anche di liberal democrazia, uno schema molto ampio che sia non solo l'argine contro gli slogan, su questo penso che siano chiari, che ci sia tutto un pezzo di società che non ne può più di una politica facilona col petto villoso e che non risolve i problemi. Qua ci vogliono persone responsabili che si mettono di buzzo buono a lavorare sui temi. Viene fuori un uomo, una donna che per storia imprenditoriale, per storia associativa, per storia politica, non escludo nessuno, possa avere questo profilo, che tiene insieme un'anima un po' più a sinistra, il Partito Democratico riformista con tutte le sue anime e un pezzo di società civile, diciamo, altra. Movimento 5 Stelle? Ecco, sul Movimento 5 Stelle io sono nella fase in cui non serve mettere il carro davanti ai buoi, bisogna fare un pezzo di governo insieme, bisogna capire nel fare governo quanto si riesce a mediare in maniera alta rispetto ai temi per produrre effetti. Questo vogliono i cittadini. Ok, cioè quindi lei dice guardiamo 4-5 mesi, 3-4 mesi, No, come va, anche e meno. poi I 2-3 mesi scegliere possono essere già significativi, 2-3 mesi. Cioè vediamo 2-3 mesi, però all'inizio se lo ricorda il contratto com'era, che bello, tutti bene, Lega 5 Stelle, era un contratto, dopodiché... però. Invece qua la voglia è quella di fare un tratto di strada veramente assieme. Beh, bisogna vedere cosa diventa il lungo periodo. Bisogna vedere. Cioè, 2-3 mesi le dice e valutiamo già se si può fare sul territorio un'alleanza con simboli distinti, quello che abbiamo capito, forse un civico. In tale scomposizione il quadro che è impossibile dire ad oggi cosa possa succedere. L'importante è che idea di Veneto abbiamo in mente, chi può in parte o del tutto interpretarla. Cioè, immagina che candidato poteva essere Calenda. Posso pensarlo anch'io. Che ha lasciato il Partito Democratico, l'ha utilizzato come un autobus, cosa dice? No. Dispiace che un profilo così significativo, che ha dato molto anche al Partito Democratico Veneto, perché secondo me ha alzato il quoziente elettorale, però altrettanto non si può dire che non ci sia stata una coesione territoriale di tutti i nostri organi e soprattutto dello sfaccettarsi che abbiamo noi nel territorio e che ha portato nell'aiutarlo, le dice, nell'avere un risultato in termini personali di preferenze 280 significativo. Però è vero che non è Veneto, quindi non sarebbe stato il candidato governatore, no? Sì. Poteva anche starci, ma come dire, era tutto da costruire. Cioè non era vabbè, insomma, se no è una notizia. Cioè, diciamo, la candidatura alle elezioni europee era propedeutica poi No, non c'è mai stato questo disegno. alla sua candidatura a governatore. Si trattava, come chiedeva lei, di vedere se noi riusciamo a riparlare a pezzi di società veneta che ci hanno stereotipati come fossimo ancora quelli del Novecento. Il Partito Democratico è un'altra cosa, mette assieme... È Renzi che dice del PD, era un partito ancora ma del Renzi, Novecento. fino a ieri Renzi era dentro il Partito Democratico, cioè non ma lui dice, dimentichiamocelo. sono stato io quello bersagliato ogni volta che ero segretario, allora sapete che c'è, me ne vado. Sì, anche è una semplificazione di queste ore, non penso che sia solo questo. Allora, vedete che torniamo allo schema originario che mettevo in campo io. Se 3 o 4 pezzi di società che hanno almeno 5 o 6 cose che li tengono profondamente uniti, si sentono tutti dentro a casa loro nel Partito Democratico, si continua il percorso e lo si continua a volto scoperto e piacevole. Senta segretario, va bene, quindi adesso cominciate a parlare, dobbiamo chiudere per quanto riguarda la candidatura, profilo uomo, donna, imprenditore, è prestissimo. Qualche settimana e verrà fuori tutto. Vuol dire che siete avanti coi tempi. No, siamo avanti, bisogna, perché se si vota in primavera prossima non è che possiamo deciderlo o vogliamo quindi deciderlo. Candidato, diciamo il nome,
si comincia a ragionarci, nel giro di un mese o due devono uscire dei profili, deve uscire un percorso che tenga insieme che tutto potrebbe quello essere che ho detto prima. primarie per il candidato o no? Dipende qual è lo schema. Dipende qual è lo schema. Qual è lo schema che vorrebbe lei? Non si dice. Vedremo, mi Fracasso rinviterà. È uno dei nomi, Fracasso? Mi rinviterà nelle prossime settimane. Va bene? Dai. Va bene, grazie davvero Sindaco, al segretario del Partito Democratico del Veneto Alessandro Luigi Pisato, voi per averci seguito, restate in nostra compagnia, adesso edizione flash del 3 giorni del Veneto e poi la prima serata con lo sport. Grazie. Saluti.